Allora, dobbiamo innanzitutto andare a casa di un personaggio, è un po' un caso sociale questo, sì. Perché insomma domenica scorsa è stato esonerato, una brutta sconfitta interna a Marassi, è stato esonerato l'allenatore del Genoa Gigi Del Neri, a cui noi siamo molto affezionati. Sta sorridendo Brenzoli perché capisce che è un caso umano. È un caso siamo umano. collegati con Casa Del Neri. Buon pomeriggio, mister! Dritto, rovescio, Ma cosa sta facendo, la maglia? Scusa, sì, insomma, mi do l'hobby, mi butto avanti, se devo fare un maglioncino per un butteletto che mi sta qua vicino. Com'è, mister? Com'è ritornare a casa, vivere le domeniche pomeriggio davanti alla TV? Come ho avuto che sia, mi sento come se mi avesse pestato un deolon sulla ferrovia, guarda. veramente, guarda, è l'ennesimo esonero. L'unica roba che mi consola è che c'appo le palanche ancora per 2 anni, perché aveva il contratto per 2 anni, no? Aveva un contratto Però lei già determinato. cercava nelle ultime domeniche, la vedevamo spesso a telefono a cercare magari di collocarsi in qualche posto di lavoro. Io mi ero buttato avanti, adesso mandavi un po' del curriculum, mandavi un po' del curriculum, adesso guarda a rispondermi. Oggi sarà un bel pomeriggio perché abbiamo un altro nostro allenatore, Olindo Filippi, che non ha moltissima stima di lei. E neanche a me di lui però. Gigi, tra l'altro è esonerato anche Bugiardo. Perché nel contratto col Genoa lui aveva già stipulato un accordo che in caso di esonero faceva rappresentante dei giocattoli per Preziosi. No, mister, rimanga, le facciamo un applauso di incoraggiamento perché... Allora, per i contributi, Gigi, non vuol perdere i contributi per la pensione, quello lì. Lo conosco bene. Allora, innanzitutto non sta a fare il figo con i degli altri. prima roba. E dopo le mutande sporche se le lava in casa propria, cioè, non è che devi spiattellare tutto. Ha detto la verità, Gigi. Ecco, sì. No, volevo domandare, tu sai, nessuno per passare per terra i cadei. Se vuoi venire mi fa piacere. No, se gira che le stoppe lì, vero? Vieni. La modella che mister Del Neri aveva guardato con un occhio un po'... Io sono a casa, ho avuto che fare. Comunque anche a me vuole dire che ho un salone, una cameretta e doppi servizi, e se magari volevi venire a fare bed and breakfast da me. Ecco. Scusa, mi sa che Zeman tra poco viene a farmi compagnia a casa, potremmo giocare a carte. Pensa per te, no, ma pensa per te. Non devi pensare agli altri. Ma Olindo che lavoro fatto, scusa. Gigi, ce l'ho con lui. sì, no, ma vedo che c'è un po' di... Dopo ti racconto il perché. E lo so mi perché? Perché la volta che siamo andati a pescare la mambotta, che non ti mi ha dato la pastura. Ecco perché. Allora... Gigi! No, sì, ti. Ma detto sempre da Tommy in bar. Sì. Sempre E poi lo dico a tutti quanti, lo studio in TV e dico che persona sei te. Ma le manca un po' il campo, mister, così una domanda... Sì, vabbè, ma golotto. I ripartono con dei contropiedi. Ecco perché tante squadre vincono anche fuori, perché trovano gli spazi. Aria fritta. Gigi! No, sì, ti. Posso dire dopo lo diciamo alla punzione. Volevo solo cambiare il discorso un attimo, se possibile. Sta incuriosito da un'inquadratura che era uno che aveva 2 pizzetti, uno qua e uno qua sulla testa. Se puoi inquadrarlo prima. Ero incuriosito se vedevo se era speculare, come 4-4-2, 5-4-4. E anche perché chiama da fuori. Eccolo qua. Ecco 2 pizzetti.
Mister. No, ero incuriosito, no, dal discorso che ha fatto. Cioè, se lui fa musica anni 80 perché ricorda la sua gioventù, Olindo Filippi sarà da fare. Ai, 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 ai. Gigi! No, sì, ti. Lucas Castro, quando è saltato... Sempre polemiche. No, mi sembrava una leggera... Ha ragione. Vai tranquillo. Guarda, che lo trovi piano un io posto. sto dando ragione a mister Olindo Filippi. Ma è pieno di acredine, vedi, è acido. Senti chi parla, senti chi le chiamava yogurt. Acido, basta, Gli smettila. chiamava yogurt. Come lo chiamavano? Olindo gli chiamava yogurt. Vedi che sono acido. Allora io avevo una richiesta, 3 richieste, Sud America, Inghilterra, Germania. Che potrai andare su Quando lui andava... mi ha telefonato a casa, mi ha detto, Lindo, vieni, sai che io non sono capace di fare la fase difensiva a Genova, vieni. Va bene Gigi, ho detto, combina te, ho detto, firma te per me. Allora io ho rinunciato agli altri, sai com'è finita? Che lui si è intascato i soldi miei e io non sono andato a lavorare a Genova. Tu sei andato da Gigi Fresco però alla Virtus, insomma, dai. No, parlo di quest'anno io. Quest'anno. Il signore è là, quello là che ha la faccia da prete falso, vedi? Scusa, posso controbattere? No, sentiamo l'altra così. versione. No. Allora, Sembra Papa quando fa così. Olindo, te sì, come quei che lavora al bullying, te conti bale. Gigi! No, sì, ti. Allora, pochi le sa, ma Tata Lucia, nel nostro ambiente, le chiama Tatica Lucia. Perché è una che si intende del Ma ballone. qual è il nostro ambiente? È tuo? Ma il nostro. cosa ti si fuori dal ballone da 10 anni? Va bene. Mister. Sì, per portare i volantini nelle cassette della posta. Sì, va bene. Ok. Che è la svendita del pan, Basta, va per bene? piacere. Va bene, dai, ok. A che ora? Alle 6:30, va bene? Cosa stavo facendo, mister? Cosa stavo facendo? Scusa, a me passato trovate col furgon. Va bene, ok. No, niente. Con chi era in linea? Mio amico. Mio amico. Close, Gigi, close. Niente, un mio amico che forse mi ha cattato lavoro per portare in giro lì con i volantini, che sempre un po' di roba. Ha fatto domanda anche in comune per, li chiamano gialloni, quelli che danno le multe. L'ho già fatto il giallone un periodo. Sì, ho già fatto il giallone, insomma, così, a parte che si chiama accertatore di sosta. Sì. Accertatore di sosta. Insomma, bisogna fare quel che viene. Con i ciai dell'una che è, bisogna fare quel che viene. Quell'immagine che esce, sei tu, il Pippo, il mister, ma almeno l'avete pagata quella cena lì. Perché se aspettate che paghi quello là c'ha il braccetto corto. Non è un caso che fosse finito al Genoa, no? E ho giocato nella Sampdoria. La prossima volta vai in Scozia. Esatto. E ho allenato alla Sampdoria. Grazie anche a Gigi Del Neri, il nostro Beppe Bifido, grazie. Gigi! No, sì, ti.